La Sicilia ha un nuovo governatore. Era stato deciso dagli esiti delle votazioni del 5 novembre, ma l'ufficialità della carica è arrivata oggi. Il neopresidente Nello Musumeci si è recato presso il Tribunale di Palermo stamane alla presenza del collegio della Corte d'Appello. L'occasione è stata quella di una breve cerimonia formale per la proclamazione dell'uomo a cui spetta l'onere e l'onore della guida della regione siciliana. Musumeci diventa ufficialmente il 31esimo capo della giunta regionale, il quarto da quando l'elezione del rappresentante della regione, a partire dal 2001, fu affidata al corpo elettorale. Musumeci, oltre che presidente della regione, è stato nominato anche deputato dell'Assemblea regionale siciliana. Stessa nomina è andata anche a Giancarlo Cancelleri, il candidato presidente del Movimento 5 Stelle, al quale, risultando essere il candidato governatore non eletto con più voti, spetta di diritto uno scranno tra i 70 deputati regionali che compongono l'ARS. Tra i due aspiranti alla guida della regione, lo scorso 6 novembre, fu all'inizio un vero e proprio testa a testa. Musumeci però alla fine è riuscito a conquistare 830.821 voti tra gli elettori siciliani, oltre 100.000 in più rispetto a quelli ottenuti dalla lista regionale del Movimento 5 Stelle. Proclamazione fatta, ma resta ancora la curiosità su chi saranno gli assessori della giunta regionale Musumeci.